cosa chiede il magistrato allo psicologo? Così mi interessava parlare anche brevemente di questo tema perché non sempre, anche se raramente per fortuna, diciamo, la richiesta di una relazione peritale corrisponde alle attese del magistrato. Sono saperi diversi, come sarà stato anche detto, che si stanno adesso avvicinando, ma chiaramente ognuno ha un proprio linguaggio e anche proprie finalità. Quindi mi interessava inquadrare questo tipo di rapporto sotto il profilo proprio non tanto di reciproche competenze, ma proprio di scambio. Il magistrato, che può essere il pubblico ministero, il giudice, è sempre libero nella sua valutazione di conferire una consulenza o una perizia. Non ha un obbligo. Saltiamo la fase dell'incidente probatorio di cui si è già parlato, ma comunque in linea di massima non ha nessun obbligo né di arrivare alla decisione dopo l'espletamento di una consulenza, né di attenersi all'esito della consulenza. Quindi l'obbligo che ha il magistrato è quello di pervenire a una decisione motivandola in modo adeguato. Ad esempio, a proposito della carta di noto e altre successive linee guida, ho qui una sentenza della Cassazione del 2016, poi depositata al 17. Ecco, mi interessa darvene cenno proprio per indicare il percorso del ragionamento del magistrato. Questa sentenza dice: in tema di testimonianza del minore vittima di abusi sessuali, il giudice non è vincolato nell'assunzione e valutazione della prova al rispetto delle metodiche suggerite dalla carta di noto, salvo che non siano già trasfuse in disposizioni del codice di rito. Però, se se ne discosta, è tenuto a motivare perché, secondo il suo libero ma non arbitrario convincimento, ritenga comunque attendibile una prova assunta al di fuori di quelle linee guida. Quindi diciamo, il legislatore salva sempre la libertà di valutazione e di decisione ovviamente del magistrato, ma la ancora al dovere di una precisa motivazione. Questo spiega perché non sempre vengono conferite le consulenze e raramente a volte vengono disattese le conclusioni del perito, ma sono casi insomma molto particolari. Quando viene conferito l'incarico, vorrei ricordare a tutti voi, quando lavorerete in un'aula, o lavorate sicuramente già in un'aula giudiziaria, che un punto cruciale, come dicevamo anche in altre occasioni, è l'attenzione al quesito, perché la formulazione del quesito in un certo senso blinda l'attività del consulente. Il consulente non può sua sponte esorbitare dai confini di quella domanda che il giudice gli ha rivolto. Quindi non è un gesto meramente, non è un atto meramente formale, ma proprio indica la via che dovrà essere percorsa nell'elaborato peritale. Perciò se il consulente ritiene che il quesito sia formulato in un modo o inesatto o incongruo o comunque meriti un approfondimento, deve farlo presente perché sarà su quello che verrà valutata la sua opera e su quello poi sarà la discussione delle parti e degli eventuali consulenti di parte. Questo è un punto molto importante. Se il consulente poi accetta l'incarico, superfluo ricordare il suo ruolo, specialmente di pubblico ufficiale, quindi di assoluta attenzione al corretto svolgimento dello stesso e al regolare e tempestivo nei termini deposito dell'elaborato. Vi sono stati casi di sanzioni per ritardi non giustificati, a parte poi le valutazioni in sede di determinazione del consenso, di ritardi nel deposito dell'elaborato peritale. Cosa succede se il consulente nel corso dell'espletamento della sua attività viene a sapere che mettiamo in questo caso il minore abusato subisce pressioni dalla famiglia o da altri? Ho proprio un caso recente in cui in sede di appello è stata conferita consulenza per valutare una minore che ha, insomma, secondo l'accusa ha subito violenza dal fratello.
il perito percepisce che la minore viene pressata dai familiari per modificare la sua versione. Ecco, la cosa corretta è segnalare al giudice che ha avuto notizia di questo. È chiaro che non è una notizia di reato, perché ancora non lo è, insomma è una segnalazione, però credo che sia comunque corretto segnalare eventuali disturbi, interferenze nello svolgimento della corretta attività peritale al magistrato che ha conferito l'incarico. La risposta che il consulente deve dare. Il consulente, sia in ambito civile che penale, dà una risposta che dovrà essere trasfusa in un provvedimento giudiziario. E quindi è importante che la conclusione nell'ambito della propria competenza professionale possa comunque essere utilizzata e valorizzata secondo le regole del diritto che il giudice deve applicare. Per questo credo che non sia fuori luogo ricordarsi sempre la centralità della motivazione come punto di snodo della decisione del giudice e alcuni parametri che il codice penale, ad esempio, dà in tema di valutazione di responsabilità. Noi sappiamo, e qui rimando all'articolo 132 e 133 del codice penale, che non perché voi lo dobbiate applicare, ma perché dà un criterio che se vengono date delle consulenze, ad esempio in relazione alle capacità dell'imputato o anche alle condizioni della parte offesa per valutare la gravità del fatto di cui si discute, il giudice, quando dovrà, ritenuta la responsabilità, addivenire alla determinazione della pena, nell'esercizio del suo potere discrezionale valuterà dei parametri che sono quelli indicati nell'articolo 133 e quindi la consulenza che sul punto sia stata in aderenza al quesito posto particolarmente precisa sarà molto utile per la decisione finale. Su questo rapporto magistrato-psicologo, se posso fare un inciso critico, pur amando molto la psicologia e approfondendo altre materie, io ho sempre pensato che il concetto di interdisciplinarietà, pur molto usato e utile, sia anche fallace, perché ognuno ha la sua cultura e la sua lingua. È chiaro che ci deve essere reciproca comprensione e comprensibilità, ma non si può pasticciare tra linguaggi diversi. Quindi il consulente userà i suoi strumenti, diciamo tecnici, il giudice li valuterà. Ricordando il consulente che è un ausiliario del giudice, il consulente di parte o il perito, e quindi deve sopperire, tra virgolette, a quelle conoscenze specifiche che il giudice, anche se in teoria il peritus peritorum, comunque non può avere, non può essere tuttologo il povero giudice che deve decidere. Ecco, questo è un criterio, quindi chiarezza trovo sempre personalmente molto utili nella redazione dell'elaborato, l'indicazione sia dei parametri usati per valutare gli esiti dei contatti con le parti, sia la precisa ricostruzione storica di come si è svolto il percorso del consulente, quanti incontri, dove, come, con chi, eccetera. Ma queste sono nozioni di base che penso ormai siano acquisite. Sono molto utili per ricostruire il percorso anche logico del consulente. Se il giudice disattende la consulenza, deve motivare sul punto. A volte non è un vero e proprio discostarsi concettuale, ma è la difficoltà o impossibilità di tradurre quella conclusione in uno strumento giuridico, perché il giudice, anche se concorda intellettualmente con quell'elaborato, non ha magari in quel momento le norme utili per tradurre quelle suggestioni, quei suggerimenti, quelle osservazioni in una decisione giudiziaria. E quindi deve comunque scegliere la strada percorribile sotto il profilo del diritto. La consulenza del PM ha comunque sempre le stesse caratteristiche e ricordiamoci sempre che nella fase delle indagini preliminari, se siamo nel penale,
è sempre bene appunto confrontarsi col PM se vi sono delle difficoltà operative o comunque anche col giudice che ha conferito l'incarico se invece siamo davanti al giudice. Ecco, questo è il quadro generale che vi ho esposto sinteticamente del rapporto tra psicologi, consulenti e i giudici. Devo anche ricordare che da qualche anno, per fortuna, la giustizia si è aperta agli strumenti psicologici in senso più ampio del passato. Non è stato facile perché si veniva da una formazione molto specifica, molto caratterizzata, no? Cioè praticamente si era appiallati all'università, non so come dire, ma avevamo degli esami molto, scusate, faccio un inciso, no? Ai miei tempi, no, purtroppo lontanucci, mi ricordo, le ragazze a giurisprudenza erano poche e non ben viste, diciamo. Quindi avevamo da fare tanto per arrivare ai risultati. Bisognava stare attenti a come si vestiva, che colori usavamo, insomma, vabbè, poco trucco, quasi niente trucco, insomma, vabbè, scusatemi questa diversificazione, ma per dire che si usciva molto formati e poi quando abbiamo fatto anche l'esame di magistratura, le mie colleghe, insomma, le materie erano quelle giuridiche. Io mi ricordo che all'università, quando parlai col docente di allora dicendo che volevo inserire tra pochissimi esami complementari che ci concedevano antropologia criminale e un altro esame che poi invece non, e poi ho fatto medicina legale. E ho detto, ma mi interessa molto la psicologia, dissi quella volta, e lui mi disse, ma non serve, cosa vuoi che serva? Quindi questo è stato l'input, ma siccome io sono testarda, sono andata avanti a studiarmela, ma a cercare di avvicinarmi a questa materia. Ecco, quindi adesso si è aperta, però come ripeto, credo che sia opportuno, specialmente in questo periodo di grande confusione generale, ritornare allo specifico delle proprie competenze, perché non si può pasticciare con linguaggi e formazioni. Questo non vuol dire non avere un dialogo e non avere uno scambio, ovviamente, però chiarendo sempre i rispettivi ambiti di lavoro. Io avrei finito per non... Ci sono stata...